Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica Sfogliando gli album. Siamo arrivati al 95-96 che adesso andiamo ad analizzare. Devo dire che non ci sono grosse differenze con gli ultimi due, soprattutto con il 94-95. Resta un album molto essenziale, con non moltissime pagine, con nessuna figurina speciale e ancora con l'assenza della serie C2, neanche gli scudetti della C2 che verranno poi credo da quello successivo. Vedremo la settimana prossima o dal 96-97 o dal 97-98, ma qui, come leggete anche qui, si parla solo di Serie A, Serie B e C1. In copertina avrete sicuramente riconosciuto Georges Weah, un po' la stella del calciomercato dell'estate del 1995. Il Milan acquistò Georges Weah proprio nell'estate in cui Marco Van Basten diede il suo addio ufficiale al calcio, anche se purtroppo era ormai almeno da un anno quasi certo. La particolarità di Weah, che vedete anche qui, erano questi scarpini rossi che erano un po' una rarità all'epoca. Io ricordo che comprai delle scarpe da ginnastica rosse per imitare un po' Weah. Io avevo gli scarpini da calcio neri, ma volli comprare queste scarpe apposta. Era veramente all'epoca curiosissimo vedere un calciatore con gli scarpini che non fossero neri. Qualcuno li aveva bianchi, ma era raro anche quello. Qui Weah è in lotta con, riconosco, Mendez, l'uruguaiano Mendez del Vicenza, e sotto c'è Alessandro Del Piero, che era un po' l'astro nascente del calcio italiano e della Juventus, campione d'Italia in carica. Andiamo con l'album. Questo è il calendario delle partite su sfondo verde con la classifica che come al solito io riempivo poi a penna alla fine del campionato, anche con tutti i risultati. Ovviamente non si leggerà nulla di quello che ho scritto io a penna, era molto piccolo. E andiamo però all'analisi della struttura un po' dell'album e delle figurine. Partiamo con la prima squadra, che è l'Atalanta. Eccola qui, ancora solo 2 pagine, non ci sono ancora moltissimi calciatori in rosa. Vedete la scritta con il logo della Lega, fa un po' ridere il gioco di parole, diciamo lo stemma della Lega, ricorda un po' lo stemma della Lega, anche un po' tutta la scritta un po' rotondeggiante della squadra. Vedete lo scudetto, vedete la squadra e i calciatori. Le figurine sono con contorno bianco molto semplice e la scritta dei giocatori varia a seconda di uno dei colori sociali della squadra. Qui i giocatori sono scritti in bianco su sfondo nero. Il nero era uno dei 2 colori dell'Atalanta. Vedete qui uno sopra l'altro, uno vicino all'altro, Christian Vieri, che fece anche discretamente, credo fece 15 gol, e povero Federico Pisani, grande talento dell'Atalanta, che morì l'anno successivo in un incidente stradale assieme alla fidanzata. Questa è l'Atalanta, vede un po' con gli altri giocatori nuovamente scritti tra la squadra e la foto della squadra, il nome e la foto della squadra, i giocatori che venivano meno impiegati, o qualche giovane aggregato alla prima squadra, o le riserve che giocavano comunque molto poco. Vi faccio vedere quella che è stata l'ultima cremonese in Serie A per tanto tempo, prima del ritorno poi negli ultimi anni dei grigiorossi nella massima serie. Vedete anche qui la scritta dei calciatori nera su sfondo grigio come colori sociali, mentre il contorno della figurina è completamente bianco. Vi faccio vedere il Milan, campione d'Italia, l'ultimo scudetto di Capello alla guida del Milan. Eccolo qui. E vi faccio vedere il Vicenza, che tornò in Serie A dopo tantissimo tempo, il primo Vicenza in Serie A dopo tantissimo tempo, e che fu una delle rivelazioni della Serie A. Squadra molto, molto piacevole anche da vedere, giocava un bel calcio il Vicenza, allenato da Guidolin. A proposito, vedete qui scritto molto piccolo, ci sono un po' le varie
le varie notizie che riguardano il club, la sede, il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, team manager, addetto stampa, segretario, allenatore, lo stadio e i colori sociali. Questa è una cosa che forse non avevo mai detto, se non negli album degli anni 60 e 70, quando iniziavano a dare delle descrizioni un po' più ampie oltre ai nomi dei giocatori. Passiamo alla Serie B, calendario scritto in verde su sfondo verde, un po' come la Serie A. Non c'è la classifica della Serie B, ma ci sono le promosse in Serie A e le retrocesse in C1 che io ho compilato a penna anche qui alla fine del campionato. E a proposito vi faccio vedere il Bologna che da neopromossa arrivò fino in Serie A, eccolo qui, e le figurine sono uguali alla Serie A, sia la struttura diciamo della pagina, quindi la scritta, la squadra, lo scudetto, ovviamente poi c'erano la descrizione dei calciatori, ci sono anche qui gli altri giocatori in Serie B. Tra gli altri giocatori c'è Cristiano Doni, che era ancora giovane, a 22 anni, non era un titolare fisso del Bologna, che poi diventerà una storica bandiera dell'Atalanta, e la figurina è uguale alla Serie A con contorno bianco e con ovviamente la figurina doppia con due giocatori a figurina. Passiamo alla Serie C, qui tanto poi le squadre, gli approfondimenti delle squadre li possiamo fare in qualsiasi momento. Ecco, c'è il Genoa, primo Genoa in Serie B, che farà una fatica incredibile, qualcuno me l'ha scritto sull'album precedente, tifoso del Genoa, che mi ha scritto quello fu un brutto anno per noi tifosi del Genoa, ma il problema è che gli anni successivi furono ancora più brutti, perché questo Genoa qui, in cui c'è Vincenzo Montella che fece tantissimi gol prima di passare poi ai rivali della Sampdoria, doveva essere una formalità la promozione in Serie A dell'anno successivo, invece il Genoa mancò quella promozione lì e poi non riuscì per oltre 10 anni a risalire dalla Serie B alla Serie A. Questa è la Serie C1, vedete i calendari, questo virtuale campo da calcio come sfondo, calendario 95-96, questo è il girone A della C1, i calendari, e anche qui promosse in Serie B e retrocesse in C2, che io ho scritto appena, anche se non ho scritto l'ultima retrocessa in C2, non so per quale motivo. E queste le figurine che sono uguali alla Serie A e alla Serie B, ovviamente nel classico formato della C1, con il nome della squadra, le varie notizie della squadra, lo scudettino piccolo e la foto di squadra uguale a quelle della Serie B, ma con gli scudetti ovviamente più piccoli. Questo è il girone A della C1, vi faccio vedere anche il girone B. Cambia il colore del calendario, che diventa rosa, ma la struttura è la stessa. Promosse in Serie B e retrocesse in C2. Vi faccio vedere che c'era il Lecce in Serie C, il Lecce che passò, fece A, B, C, C, B, A. Questa altalena un po' schizofrenica dei salentini, eccolo qui, ma soprattutto qui c'è il Castel di Sangro che vincerà i playoff nella famosa finale contro l'Ascoli a Foggia, diventando il più piccolo centro italiano ad essere mai salito in Serie B, il Castel di Sangro 95-96. E poi ci sono ovviamente gli europei, le qualificazioni agli europei, le 16 finaliste vengono indicate, perché poi in estate ci saranno gli europei d'Inghilterra del 1996, e poi ci sono le coppe europee, Coppa dei Campioni, in cui c'è lo stemma dell'ultima vincitrice del 94-95 che era l'Ajax, Coppa delle Coppe e Coppa Italia, vedete anche qui con gli stemmi che non erano a figurina, erano proprio stampati dalla Panini. E infine credo che dietro ci sia la Coppa UEFA, eccola qui con l'albo d'oro, e io poi che scrissi appena il nome del Bayern Monaco che vinse
la Coppa UEFA nella doppia finale con il Bordeaux. Questo è l'album del 95-96, molto simile sia come struttura sia come semplicità a quello precedente, al 95-96 e al 94-95, e vedremo la prossima settimana, analizzando quello 96-97, quali saranno le differenze, quali saranno un po' i cambiamenti. La rubrica Sfogliando gli album è questa qui, c'è ogni settimana, e noi arriveremo poi ai giorni nostri, quando veramente ci saranno tante differenze rispetto a questi album qui molto semplici e con molte meno pagine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate like, commenti, insomma sostenete il canale se vi piace. Ciao!